Non è cambiato nulla da quel maledetto 22 agosto di 10 anni fa. Tanti ne sono passati dallo schianto dell'elicottero del SUE Mario Gere, in cui morirono il pilota Dario De Felip, il medico del 118 Fabrizio Spaziani, Stefano Da Forno, tecnico di elisoccorso, e Marco Zago, tecnico aeronautico. Non fu un errore umano, né vi furono responsabilità di terzi, disse la procura di Belluno alla chiusura dell'inchiesta, ma ancora oggi, a 7 anni dal varo della legge regionale sugli ostacoli al volo, chi vola lo fa senza sapere a cosa va incontro. Il problema principale è quello di non avere all'inizio della missione un target con dei dati ben definiti. Abbiamo la cartografia regionale e la cartografia nostra del soccorso alpino che ci permette di avere alcune indicazioni, ma riuscire a mettere su una cartografia virtuale consultabile in tempo reale all'interno del cockpit dell'elicottero è oramai una cosa che dobbiamo avere. La legge regionale 19 del 2012 non è stata applicata perché mancano i decreti attuativi. A livello nazionale è stato istituito un tavolo tecnico al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale su spinta del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, ma la crisi di governo rischia di inficiare il varo di un provvedimento che metta mano alla normativa che ha 50 anni. Perché chi vola a vario titolo, non solo il soccorso alpino, il SUEM, carabinieri, vigili del fuoco, tutti quelli che volano a bassa quota in questo momento non hanno dei dati che sono fondamentali per la buona riuscita della missione. Domani a Rio Gere la commemorazione della tragedia. 4 sfere con i nomi dei componenti dell'equipaggio ricorderanno l'urgenza di risolvere la questione dei cavi sospesi. Intanto alle famiglie arriva l'abbraccio dei compagni di una vita, della comunità e delle istituzioni. Questa è l'occasione, dice il presidente Zaia, per parlare di sicurezza. Di fare appello ai cittadini, visto che considerato che io sono andato a molti funerali di ragazzi del soccorso alpino, di fare appello ai cittadini, di sapere che se si va in montagna non si va con l'infradito, si va attrezzati, in sicurezza, perché si può mettere a repentaglio la propria vita e purtroppo anche quella dei soccorritori, e io non voglio vedere questi fatti.